Da una questione probabilmente sentimentale a una vicenda giudiziaria il passo è stato brevissimo. Sono in tutto 6 gli indagati, di cui 4 minorenni, per una discussione degenerata prima in lite e poi in un inseguimento con bastoni e un coltello. Lo scenario è il parco di Palazzo Bonaguro a Bassano, i protagonisti tutti giovanissimi. L'antefatto il 27 maggio. A seguito di alcuni reciproci screzi sui social, una ragazza di 17 anni incontra due gemelle di 16 che, al termine di un acceso litigio, la aggrediscono fisicamente, danneggiando i suoi occhiali da vista e procurando le ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Un'amica della ragazza aggredita nel frattempo riprende la scena col cellulare. 3 giorni dopo, il cugino delle gemelle, un 19enne, dà appuntamento nello stesso parco al fidanzato della 17enne aggredita, anche lui 19 anni, accompagnato dalla ragazza e da un amico di 20 anni. Il presunto chiarimento sfocia in un litigio che fa comparire da dietro gli alberi e le siepi del parco una decina di ragazzi che hanno dato manforte al cugino anche brandendo bastoni di legno e metallo. Uno di loro, col volto nascosto da passamontagna, teneva in mano un coltello. Ne nasce un tentativo di aggressione con minacce di morte. Il terzetto si dà alla fuga lungo via Scalabrini, trovando rifugio in una vicina farmacia dalla quale chiamano i soccorsi. Da qui partono le indagini dei carabinieri di Bassano e delle stazioni di Romano Dezzelino e Lusiana. Grazie alle testimonianze e alle registrazioni video, i militari sono riusciti a ricostruire tutta la dinamica dei fatti e individuare parte dei soggetti coinvolti. 4 componenti del gruppo aggressore, il cugino delle gemelle, un suo coetaneo di 19 anni e 2 diciassettenni, sono stati denunciati per minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Le due gemelle sedicenni sono state invece denunciate per lesioni personali in concorso e danneggiamento. Le successive perquisizioni personali e domiciliari e la ricerca di armi e capi di abbigliamento utili al travisamento, svolte lo scorso lunedì con 21 militari anche in borghese a bordo di 6 vetture, hanno dato esito negativo.